Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Al processo per il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio è il turno degli avvocati dei figli di Borsellino. Sconcertante superficialità dei giudici di allora, dicono. A Palermo cattedrale stracolma di gente per l'ultimo saluto a Vincenzo Agostino, il papà coraggio. Funerali celebrati dall'arcivescovo Lorefice alla presenza di magistrati, politici e tanti cittadini. Agrigento in marcia per la legalità dopo gli arresti per corruzione che hanno scosso il comune. La mafia che truffa la mafia. Sembra il titolo di un film, ma è il sospetto reale degli investigatori. 20 milioni trasferiti online da Palermo all'estero, da cosche vicine a Messina Denaro, mai più rientrati nelle casse di Cosa Nostra. Continua l'emergenza siccità anche per gli allevatori che nel siracusano temono di essere costretti a mandare gli animali al macello. Intanto nell'Agrigentino l'acqua si disperde in strada e in mare. 2 miliardi inizialmente destinati alla Sicilia e ora dirottati per la costruzione del ponte sullo Stretto. Uno scippo, secondo Cateno De Luca, che spiega così il suo nuovo no all'opera. Domani al Massimino torna un gol per la solidarietà, calcio e beneficenza con Ester Pantano e tanti volti noti della TV. Con in più quest'anno l'impegno alla lotta ai femminicidi. Calcio, Catania in ritiro per preparare la sfida a Verità con il Benevento. Per l'ultima di campionato Zeoli ritrova Bois ma perde Marsura e Cianci. Bentrovati. Uomini dello Stato che hanno tradito un servitore dello Stato. Al processo per il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio, gli avvocati dei figli di Borsellino parlano di sconcertante superficialità dei giudici di allora. Torna l'ombra del questore La Barbera e dei suoi uomini, agenti di polizia, che avrebbero costruito ad arte una falsa verità e accusati di calunnia aggravata. Adelaide Barbagallo. Il giudice Paolo Borsellino è morto per servire lo Stato. I suoi 3 figli sono cresciuti con il concetto di senso assoluto del rispetto delle istituzioni, principi trasmessi dal padre. Il padre muore e chi sono quelli che negano loro la verità? Sono proprio i servitori dello Stato. Parole dure pronunciate dall'avvocato Vincenzo Greco, legale assieme a Fabio Trizzino, dei figli del giudice assassinato dalla mafia, durante la sua discussione al processo d'appello sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Nel processo ricorre ancora una volta il nome di Arnaldo La Barbera, che al tempo delle stragi era a capo di una task force che la procura di Caltanissetta indaga da tempo per depistaggio. Il procedimento per La Barbera si è estinto con la sua morte, ma sotto processo ci sono ancora i suoi uomini, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e accusati di calunnia aggravata. Secondo la tesi dell'accusa avrebbero fatto studiare, imbeccandolo, il falso pentito Vincenzo Scarantino per costruire una falsa verità sulle stragi. Diverse persone furono accusate ingiustamente di aver preso parte alla strage, condannate per poi essere assolte durante il processo di revisione. Parole forti ha usato anche l'avvocato Trizzino, che ha puntato il dito contro i magistrati che indagarono, tacciati di sconcertante superficialità, e contro la procura guidata da Giovanni Tinebra. L'ombra di La Barbera compare anche per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato nell'89 assieme alla moglie Ida Castelluccio, incinta di 2 mesi. Il padre Vincenzo Agostino per tutta la vita si è battuto per conoscere la verità sulla morte del figlio e ripeteva spesso: la verità è dentro lo Stato. Lo abbiamo sentito della lotta di Agostino e adesso invece vediamo l'ultimo saluto al papà guerriero, sempre alla ricerca della verità sull'assassinio mafioso del figlio e della nuora. Erano in migliaia oggi ai funerali di Vincenzo Agostino alla cattedrale di Palermo, come ci racconta Marco Gullà. La cattedrale è affollata da migliaia di persone, parenti, cittadini, personalità, tutti per dare un ultimo saluto a Vincenzo Agostino, morto domenica a 87 anni. Da 35 anni, da quel 5 agosto 1989, quando a Villa Grazia di Carini, Cosa Nostra, gli uccise il figlio Nino, poliziotto di 28 anni, e la moglie Ida, 19 anni, incinta di 5 mesi, aveva lottato alla ricerca della verità. Chi li ha uccisi e perché, si è sempre chiesto. I funerali questa mattina alla cattedrale di Palermo. Agostino aveva capito che l'omicidio di sua figlia e di sua nuora era
maturato nello stesso ambiente in cui poi matureranno le stragi del 92 e del 93. Purtroppo questo paese non ha le risorse per fare i conti con la propria storia. Quando ho preso la notizia per me è stato un colpo al cuore, perché sapevo che stava un po' male, però da morire no, non me lo aspettavo. Ecco, e spero che lassù in cielo si riunisca con i suoi cari e anche con i miei, perché a noi ci accumulano, diciamo, a lui hanno ucciso il figlio, a me il fratello. Era un guerriero alla ricerca della verità, ha detto di lui il nipote, e lo era davvero. Palermo lo ha capito e migliaia si sono ritrovati dentro e fuori la cattedrale per rendere omaggio a Vincenzo Agostino. Ad Agrigento, cittadini e società civile in piazza per chiedere trasparenza e legalità dopo le inchieste che hanno coinvolto il comune. Davide Sardo. Rivendicare il diritto di vivere in una città libera da corruzione, affarismo. Noi qua vogliamo ricordare l'importanza della legalità, della trasparenza, dell'etica, che poi sono i pilastri di una società che funziona. Vogliamo anche il manifesto fatto così bene, rivendicare quella che è la legalità. Le vicende che hanno, interessato l'amministrazione chiaramente vanno ad inficiare l'immagine della città. Ad Agrigento l'operazione Verità è stata sostenuta nella piazza intitolata a Pirandello, innanzi al municipio, scosso dall'arresto per corruzione di un dirigente di spessore, Gaetano Di Giovanni, sfiorato dall'inchiesta Pandora della Procura di Catania. La manifestazione è stata infatti intitolata Agrigento in Comune ed è espressione della città che intende entrare virtualmente in comune e conoscere quali provvedimenti siano stati finora adottati per arginare il fenomeno della corruzione e dell'illecito amministrativo, quali altri si intendono adottare per garantire legalità e trasparenza e se vi siano stati degli ostacoli che eventualmente abbiano impedito ciò. Ecco perché gli organizzatori hanno invitato anche il sindaco a partecipare al confronto, ma a causa di impegni istituzionali già assunti in precedenza, Franco Bicichet ha rinunciato, dichiarandosi però pronto a ricevere una delegazione dei manifestanti in data da concordare. L'ultima battuta infelice del sindaco è stata quella che è stato convocato dal presidente della regione e ci ha raccontato che non poteva essere presente, avrebbe potuto aggiungere al posto mio c'è il vice sindaco. La mafia che truffa la mafia. Dall'indagine della DDA sul maxi riciclaggio emerge l'ipotesi che i boss siano stati beffati. Quasi 20 milioni di euro trasferiti all'estero per essere ripuliti non sono più rientrati nelle tasche dei mafiosi. Adelaide Barbagallo. Che fine hanno fatto i quasi 20 milioni di euro che mafiosi vicino a Matteo Messina Denaro volevano riciclare attraverso delle operazioni bancarie all'estero? Gli inquirenti ipotizzano che i boss siano stati beffati da altri mafiosi. Al centro di tutto c'è un intreccio finanziario internazionale per far rientrare in Sicilia i soldi della mafia, milioni di euro sporchi. Attraverso complesse operazioni sono state trasferite in Germania, senza renderle tracciabili, due grosse cifre, una di 12 e l'altra di 5 milioni di euro, su cui si concentrano pure le ricerche degli inquirenti. Soldi affidati dai mafiosi palermitani vicini a Messina Denaro agli imprenditori mafiosi di Salemi, Salvatore e Andrea Angelo, padre e figlio. A loro si era rivolto il capomafia di Tommaso Natale, Michele Michalizzi, che aveva bisogno di spostare il denaro sporco della cosca. Al piano avrebbero preso parte imprenditori compiacenti e ambigui personaggi del settore. La mente finanziaria sarebbe stato Giuseppe Burrafato, indagato a piede libero. Agli Angelo sarebbe andata una commissione del 10% dei soldi trasferiti. Gli accertamenti degli inquirenti hanno documentato che 12 milioni di euro sono stati effettivamente spostati all'estero, ma non sono tornati nelle tasche dei mafiosi che volevano ripulirli. Da qui l'ipotesi di una truffa e che i mafiosi siano stati gabbati. Questo è uno dei capitoli dell'inchiesta della DDA di Palermo sul maxi riciclaggio che vede 11 indagati. Emergenza siccità continua a pesare sulla vita degli allevatori siciliani, non c'è più foraggio e loro temono di essere costretti a mandare gli animali al macello. Vediamo cosa succede in un'azienda del Siracusano. Francesco Loi.
Sono non stanco, esterrefatto, sono demoralizzato, non ce la facciamo più e siamo in prossimità di mandare la maggior parte della madre al macello. Come Alessandro, anche altri allevatori stanno valutando l'ipotesi più estrema, mandare gli animali al macello. La situazione è drammatica. Ci sono diversi colleghi che chi ha venduto e chi ha mandato animali al macello, chi è riuscito a vendere è stato un po' più fortunato. Qui siamo in un'azienda del siracusano a Melilli. Lui ha 150 bovini e farli mangiare diventa sempre più difficile. Questo è uno dei silos che doveva essere pieno di foraggio, invece, come vedete, è totalmente vuoto. Vista la siccità, dobbiamo iniziare a dare dell'alimentazione supplementare agli animali già dal mese di maggio e quindi ci comporta un maggior gravio di spese, perché dovremo arrivare da qui a settembre, sperando che a settembre arrivino le prime piogge. Siamo ad aprile, ma i terreni sono asciutti come se fosse estate. La siccità sta facendo pagare il conto a tutti, anche agli allevatori. La cosa non è drammatica, noi siamo arrivati già al capolinea, perché chi ha degli animali da accudire, da farli mangiare, siamo già arrivati, perché non abbiamo più niente da dargli a mangiare. La richiesta è sempre la stessa, le parole non bastano, servono aiuti economici che dovrebbero cadere come la pioggia, che purtroppo qui non c'è. E poi c'è il paradosso, perché se l'acqua manca, quella poca che c'è si disperde per strada e a mare, come nel caso del fiume Sosio Verdura. Nell'Agrigentino è allarme igienico-sanitario con rischi di problemi per l'ordine pubblico. A Palermo invece il sindaco La Galla vieta l'utilizzo di acqua potabile per innaffiare le piante. Davide Sardo. È la Sicilia dei paradossi, della crisi idrica e dello spreco, come nel Riberese, dove tanta acqua del fiume Sosio Verdura da tempo immemorabile scorre e si tuffa in mare, beffando campagne e aziende agricole circostanti. Finalmente adesso si è compreso che forse sarebbe utile costruire una diga di raccolta dell'acqua del fiume e che sarebbe una soluzione alla crisi idrica per il versante centro-meridionale della Sicilia. E per tale obiettivo è impegnato il Consiglio Comunale di Ribera, che intende coinvolgere il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci nella costruzione della diga già battezzata col nome di Valentino. Intanto a Palermo il sindaco Roberto La Galla ha firmato un'ordinanza nella quale vieta ai cittadini lo spreco d'acqua. Sarà vietato innaffiare le piante e lavare i veicoli privati. E in provincia d'Agrigento, per la seconda volta in poche settimane, l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, ha appena lanciato l'allarme igienico-sanitario e paventa concreti rischi di problemi di ordine pubblico a fronte di altri gravi incidenti di percorso. Infatti è stato appena riscontrato il mancato arrivo della fornitura idrica da parte di Siciliacque al serbatoio Safarello a Licata e di conseguenza sono stati rinviati i turni di distribuzione previsti. Agrigento è assetata e i cittadini sono indignati a fronte di casi eclatanti di spreco d'acqua causato dalle condotte fatiscenti, come accade in via Papa Luciani, dove a causa della perdurante rottura da anni nei pressi del serbatoio della Rupe Atenea, che rifornisce quasi mezza città, l'acqua fuoriesce da un grosso tubo, scorre giù dalla collinetta a valle, invade palazzi e asfalto, con conseguente rischio per i residenti e i mezzi in transito. Noi siamo doppiamente impauriti da questi due motivi: l'acqua che scorre, la frana che si potrebbe scatenare da un momento all'altro, e l'acqua che ci entra dentro le fondazioni, dentro il vano ascensore, che praticamente poi si dispersa attraverso un tubo che praticamente mandiamo l'acqua fuori. Il Tribunale di Agrigento ha condannato l'ASP di Agrigento a risarcire quasi 1 milione di euro ai familiari di un 75enne deceduto nel 2018. L'uomo era stato sottoposto ad intervento di chirurgia urologica effettuato all'ospedale San Giovanni di Dio per rimuovere un tumore alla vescica. Durante l'operazione il paziente subì la perforazione del retto e dell'intestino, cosa di cui i sanitari si sarebbero accorti solo dopo alcuni giorni. E fa discutere a Messina il nuovo orientamento del sindaco di Taormina, il leader di Sud Chiama Nord De Luca, adesso contrario al ponte sullo stretto. Francesco Triolo.
Siamo per il corridoio Berlino-Palermo, che prevede l'alta velocità da Salerno fino a Villa San Giovanni, che prevede la sostituzione della monorotaia dei Borboni in Sicilia, che prevede il potenziamento del porto di Gioia Tauro e di Augusta e che prevede la realizzazione anche del ponte sullo Stretto di Messina. A questo scippo e al ponte degli affari diciamo no. Lo scippo a cui fa riferimento Cateno De Luca è quello di una parte del Fondo di Sviluppo e Coesione che spetterebbe alla Sicilia e che verrebbe dirottato sulla costruzione del ponte. 2 miliardi di euro, già al centro di polemiche da parte del presidente Schifani quando il Ministero aveva annunciato il contributo straordinario della Regione Sicilia. Ecco motivato il cambio di rotta del leader di Sud Chiama Nord, che si iscrive al fronte del no ponte richiamando le sue truppe, a cominciare dal sindaco di Messina Federico Basile alla stessa posizione, e programmando una manifestazione per la serata del 25 aprile sotto il pilone di Torrefaro. Per la Lega è il vento elettorale, quello dell'Europea, ad aver fatto cambiare idea a De Luca, mentre il comitato Ponte Subito ha chiesto le dimissioni da sindaco sia di De Luca che di Basile per aver tradito gli elettori schierandosi contro il ponte sullo Stretto e rinnegando il programma elettorale con cui hanno vinto le elezioni. E adesso vediamo come da una doccia si entrava in un bunker della droga. È stata scoperta infatti una piantagione di marijuana in un bunker ricavato in un appezzamento di terreno a Francofonte nel Siracusano. La polizia ha arrestato ai domiciliari il titolare Giovanni Guzzardi. Gli investigatori hanno scoperto, lo vediamo in queste immagini, che dal piatto della doccia del bagno era possibile con un montacarichi raggiungere il locale sotterraneo, trasformato in una serra per la coltivazione di stupefacenti. Sequestrate 119 piante, oltre 13 kg di marijuana. A Giarre è smantellata una piazza di spaccio a conduzione familiare. 4 gli arresti. Una donna gestiva anche le vedette. Tonino De Mano. Una piazza di spaccio a conduzione familiare dove una donna gestiva anche le vedette. È stata scoperta dai carabinieri che hanno smantellato un'associazione criminale che agiva sotto il controllo del clan Laudani di Piedimonte e Teneo. 4 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di droga, nonché per acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagine condotta dal settembre 2019 all'agosto 2021 ha consentito altresì di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente sia a Giarre sia a Catania, nel quartiere San Giovanni a Galerno, e di individuare altri circa 20 soggetti che a vario titolo, soprattutto come pusher, operavano per conto della predetta associazione criminale. Teatro dell'attività illecita una villetta nel quartiere Jungo. Al vertice dell'associazione c'erano Maurizio Viscuso, in stretto contatto con Antonio Di Mauro, e Stefano Mario Sciacca, quest'ultimo incaricato di essere il cassiere dei proventi illeciti. Insieme avrebbero messo in piedi un vero e proprio supermarket della droga, fonte giorno e notte di approvvigionamento di cocaina e marijuana, protetto da misure di sicurezza mirate ad eludere gli eventuali blitz delle forze dell'ordine. L'indagine avrebbe consentito di accertare la partecipazione all'organizzazione di spaccio anche dei figli di Viscuso, Salvatore e Giuseppe, e della moglie Rosa Arcidiacono, che si sarebbe occupata di diffondere le direttive del marito agli altri appartenenti al gruppo. Nel corso delle indagini è emerso anche il pestaggio di un pusher che aveva osato mettere in dubbio la qualità della cocaina acquistata. L'attività di indagine, effettuata dal settembre 2019 al giugno 2021, ha portato all'arresto di 10 pusher e al sequestro di oltre 1 chilo di marijuana e 300 grammi di cocaina. Altri 4 ultraetnei sono stati individuati per aver partecipato attivamente ai tafferugli avvenuti durante l'intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Padova e il Catania. In particolare, nonostante l'intervento della polizia, continuavano a creare disordine, sfidando anche gli agenti con una tavola di legno e una cintura borchiata. Uno di loro era già sottoposto a DASPO. Indagini sono in corso per l'identificazione di altri protagonisti degli incidenti dello stadio Euganeo. Pistola a giocattolo in pugno e passamontagna. È entrato in banca a Catania intimando ai dipendenti di consegnare il denaro, ma la rapina non è andata in porto. L'uomo è stato arrestato poco dopo. A saper gestire i momenti di tensione il direttore della filiale, che ha spiegato al rapinatore che ci voleva del tempo prima che la cassaforte si aprisse. Intanto lo ha convinto a far uscire i clienti, minuti preziosi che hanno consentito alla polizia di arrivare e ammanettare il bandito.
ritrovate grazie ai social e alle storie di Instagram. A lieto storie, in questo caso a lieto fine per due ragazze di Palermo di 15 e 16 anni che si erano allontanate da casa e sono state ritrovate tramite il web. Tonino De Nano. Se utilizzati bene i social servono, e come se servono. Ne sanno qualcosa due mamme che si erano rivolte ai carabinieri di Palermo per denunciare la scomparsa di due ragazzine di 15 e 16 anni. Su Instagram e TikTok le due fuggitive avevano fatto delle storie, ma la vera storia, a lieto fine, è che sono state rintracciate e riconsegnate ai rispettivi genitori. Potenza della rete e di internet. Sta di fatto che sin da subito le madri, preoccupate dall'allontanamento volontario delle giovani, si sono mobilitate alla ricerca di indizi per cercare di capire dove fossero andate. Smartphone in mano hanno scandagliato i profili delle due adolescenti, al resto ci hanno pensato i carabinieri della stazione Centro. Dopo aver incrociato i dati e visionato le storie sui social, gli investigatori sono riusciti a risalire all'abitazione di un giovane, conoscente di un amico delle sedicenni, dove effettivamente sono state ritrovate. Immaginiamo il finale: non saranno mancati rimproveri, ma anche abbracci, e chissà che la storia a lieto fine non sia finita ancora sui social. Anche una partita di calcio può essere utile per sensibilizzare sul tema del femminicidio, soprattutto quando questa partita si chiama Un gol per la solidarietà. La 16ª edizione dell'evento è dedicata anche alla lotta contro la violenza sulle donne. Tanti volti noti attesi domattina sugli spalti dello stadio Massimino. Desiree Ferlito. Catania si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, un gol per la solidarietà, giunta alla sua 16ª edizione. Un evento cresciuto di anno in anno e diventato uno dei più importanti del Sud Italia, grazie alla caparbietà e all'impegno costante del suo patron Luca Napoli. Siamo alla vigilia di questa grandissima manifestazione e finalmente domani Catania risponderà presente a un progetto che nasce 16 anni fa, e quindi siamo davvero felici di poter nuovamente ospitare tantissimi personaggi del mondo dello sport e lo spettacolo, e quest'anno per un tema importantissimo. L'evento di quest'anno pone l'accento su due temi di grande attualità e importanza: la lotta alla violenza sulle donne e il supporto alle persone più bisognose, in collaborazione con la Caritas diocesana per l'aiuto concreto ai più bisognosi. Stiamo partendo dai ragazzi per poterli sensibilizzare, perché ricordiamo che il nostro target è composto da studenti delle scuole di Catania e provincia, ma ricordiamo che gli studenti di oggi saranno gli uomini di domani che potenzialmente potrebbero commettere questi gravissimi reati. 4 le formazioni che scenderanno in campo domani per aggiudicarsi il trofeo: la Nazionale Artisti TV, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia e la Nazionale Giornalisti. Tra i volti noti presenti domani la bellissima attrice Ester Pantano. Domani avremo questa bellissima, bravissima attrice catanese, e quindi oltre a lei ovviamente decine e decine e decine di artisti che saranno presenti in campo, tutti uniti ovviamente per sviluppare questo progetto che è molto importante. Oltre a Chiara Squaglia, che sarà il volto femminile di Striscia la Notizia, sarà presente Jimmy Ghione, che è uno di quelli che totalmente riesce a raggruppare tantissima stima e apprezzamenti da parte dei ragazzi, ma non solo. Domani, soltanto domani, ci si potrà recare alle 8, dalle ore 8 ai botteghini di Piazza Spedini per acquistare gli ultimi biglietti di Curva Nord, dato che la tribuna A, la tribuna B e la Curva Sud risultano già esaurite da settimane. Un momento di festa e aggregazione per la città di Catania, che vede anche la partecipazione di molti giovani. Tantissime le scuole e le famiglie che riempiranno domani gli spalti. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Da stasera Catania in ritiro per preparare la sfida verità con il Benevento di sabato al Massimino. Per l'ultima di campionato Zeoli ritrova Bois ma perde Marsura e Cianci. Francesco Triolo. Tutta la settimana in ritiro sino alla partita decisiva con il Benevento. Dopo la sconfitta con il Sorrento maturata al termine dell'ennesima prestazione deludente, il Catania non ha che l'ultima gara casalinga per evitare i play-out. Così la società, per prepararla al meglio e nel tentativo di scuotere una squadra parsa ancora una volta molle e inconcludente, ha deciso di mandare la squadra di Zeoli in ritiro a partire da oggi, subito dopo la prima seduta della settimana. Solo una vittoria contro il Benevento, in lotta con l'Avellino per il secondo posto, garantirebbe la salvezza
salvezza diretta. Nel caso di un risultato diverso, il destino del Catania dipenderà dalle notizie in arrivo dagli altri campi, soprattutto da Monterosi Foggia. Sul fronte formazione ancora una volta il Catania sarà incompleto. Zeoli può contare sul rientro in difesa di Buà, ma non ci sarà Marsura in attacco perché espulsa a Potenza contro il Sorrento e dunque fuori dai giochi per 2 turni. Ma al di là delle presenze o delle assenze, il Catania avrà bisogno di chi ci crede, innanzitutto di chi è nelle condizioni fisiche per dare tutto in una partita che non si può sbagliare. Questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.